Noi partiamo a volte da una semplice battuta, da un modo di dire, un modo di fare e poi da questo cerchiamo di sviluppare il brano, ma immaginiamo anche un po' il video, quindi portare in immagini anche un po' quello che cantiamo. Poi vi assicuro, fra tutti i brani che abbiamo fatto fino adesso, questo è quello che ci ha fatto dormire un po' meno di tutti, perché non riuscivamo a trovare le parole chiave del ritornello e non ci abbiamo dormito veramente per tantissimo tempo. Poi come per magia si è aperto un cassetto del nostro cervello, quindi è venuto fuori questo ritornello che poi è uno scioglilingua antichissimo siciliano, e quindi finalmente abbiamo potuto incollare un po' tutto il mosaico e riuscire a portare il brano a termine e quindi realizzare il video. In questo lavoro abbiamo trovato un'ottima squadra, grandi ragazzi che si sono fatti in 3 giorni, grandi sacrifici, però il risultato penso ottimo, cioè, abbiamo cercato di divertirci innanzitutto. Dico, come si fa ad avere un figlio del genere e non trovarsi bene? Penso che è la cosa, no, figlio mio? E allora come si fa ad avere un padre così e non divertirsi sul set, non passare dei momenti veramente di allegria e di professionalità? Mio padre è un professionista. Papà, tale padre, tale figlio. Tale figlio, insomma, una bella esperienza, ci siamo divertiti con i nostri amici Calandra e Calandra. Tuppi tappi, entra subito nella testa. Senza tuppo tappi